Altra domenica di passione per i colori biancazzurri dell'Akragas, che si appresta a scendere in campo per la quarta di campionato e quindi anche completare un trittico di partite che l'ha vista vincente sinora con Gioiese fuori e mercoledì scorso all'Esseneto con il Sant'Agata. Questa domenica l'avversario Ragusa, già affrontata all'inizio stagione in Coppa Italia, è superato grazie ad una rete del giovane Di Mauro. Questa sfida il Ragusa sarà costretto ad emigrare e lo fa spostandosi nella vicina Avola, nello stadio Meno di Pasquale, ed è rigidamente a porte chiuse su disposizione della questura di Siracusa, commissariato di Avola. Dopo la risicata vittoria casalinga contro il Sant'Agata, l'Akragas si lecca le ferite e sono ben 6 i calciatori che sono sotto la lente di ingrandimento dei sanitari biancazzurri. La società, onde evitare ulteriori brutte sorprese, ha provveduto a perfezionare l'arrivo di 3 nuovi calciatori, tutti classificati senior, essendo nati nel 2002. Ma vediamo di che si tratta. Sono 2 centrocampisti ed un esterno basso destro. Rodolfo Sinatra, classe 2002, è un centrocampista che la scorsa stagione ha giocato a Canicattì ed in passato anche con Cittanovese, San Luca, San Cataldese e Licata. È cresciuto nelle giovanili di Palermo e Mantova. Lorenzo Urrea invece è romano di nascita, anche lui classe 2002, ex Roma City, poi Pineto è San Benedettese e quindi Samuele Ricci, il terzino destro, classe anche lui 2002, la scorsa stagione con la Cavese, ma anche con Paternò e Giarre. Tutte e tre si sono aggregati già alla squadra e sono a disposizione del tecnico Coppa. La partita del Di Pasquale di Avola inizierà alle ore 15 e verrà diretta da Marco Costa di Busto Arsizio con assistenti Angelo Celestino di Reggio Calabria ed Andrea Galluzzo di Locri. Ed ora spazio alle interviste della vigilia. Mister Marco Coppa, quarta giornata in Serie D Girone I, terza partita in 7 giorni. Domani l'Akragas gioca in trasferta sul campo di Avola contro il Ragusa, avversario già affrontato in Coppa Italia. È un avversario importante perché ci ricordiamo la partita di Coppa Italia dove siamo stati bravi, siamo stati concreti a fare subito gol, la prima occasione limpida che abbiamo avuto, ma poi ci ricordiamo un Ragusa che è venuto fuori, è uscito fuori perché è una squadra organizzata, è una squadra tatticamente che sa cosa fare in campo, una squadra che ha tanta corsa, tanti elementi davvero di qualità e di quantità insieme, per cui è un avversario importante. Domani cosa potrebbe fare la differenza? Le motivazioni e anche la stanchezza potrebbe essere un'arma a sfavore Ma delle io due credo squadre? che la stanchezza possa essere a sfavore di entrambe le squadre, perché in effetti stiamo facendo un percorso, in questo momento, in questa fase del campionato, stiamo facendo un percorso un po' faticoso perché si gioca ogni 3 giorni. Le motivazioni sono sempre in testa a tutto, per cui domani speriamo di scendere in campo con l'approccio giusto. Ecco, che Akragas vuoi vedere domani in campo? Io domani voglio vedere un'Akragas, quella del secondo tempo dell'ultima partita, ma voglio vedere l'Akragas dei primi minuti di tutte le altre partite, perché l'Akragas fino ad oggi non ha mai sbagliato l'approccio alla gara, forse l'unica volta dove non abbiamo visto un approccio giusto è stato proprio mercoledì contro il Sant'Agata, dove invece poi ci siamo rifatti nella seconda frazione di gioco. Per cui domani mi auguro invece che i ragazzi ritornino dal primo minuto a fare le cose che sanno fare. Come stanno gli infortunati? Chi recuperi? Speriamo di recuperare una buona parte, ma sicuramente ancora abbiamo tanta gente che rimane fuori perché ha bisogno ancora di qualche giorno, qualcuno di qualche giorno in più, per cui non siamo al completo neanche questa domenica, però sono arrivati anche dei nuovi acquisti e questi ragazzi ci daranno e ci potranno dare sicuramente una mano, anche se la condizione atletica per loro non è delle migliori perché vengono da un periodo di stop, per cui dobbiamo anche loro gestirli. Come giudichi finora il cammino dell'Akragas? 2 vittorie in Coppa Italia, turno superato, 2 vittorie in campionato, una sconfitta contro il Licata. Ma io credo che il cammino dell'Akragas, se parliamo soltanto di numeri, credo che sia
un ottimo cammino, perché su 5 partite, come dici tu, abbiamo ottenuto 4 vittorie. Possiamo sicuramente migliorare. Noi all'inizio sembrava che avessimo già trovato la quadra e l'equilibrio, mi riferisco alla partita con l'Igea, con Ragusa, dove però giocavamo in una certa maniera, poi per forza di cose abbiamo dovuto cambiare e quindi si è visto qualcosa di meno bello, però abbiamo compensato con la concretezza, col saper soffrire. E quindi se chiedi a me personalmente, ti dico che in questo momento il giudizio non può che essere positivo, perché ho visto una squadra che ha avuto due volti, ma tutti e due volti hanno portato poi al risultato. Un'ultima domanda, è ancora presto per dirlo, cosa ha detto finora questo campionato? Trapani e Vibonese su tutte? Non lo so, secondo me è troppo presto anche per parlare di Trapani, Vibonese, non sappiamo la regina adesso quando inizierà a giocare. Certamente sulla carta, se vado a leggere i giocatori del Trapani, mi verrebbe da dire Trapani su tutti, come anche la Vibonese ha una gran bella squadra, però poi questo è un campionato che riserva sempre sorprese, risultati inaspettati. 2 domeniche fa l'Igea è andata a vincere alla Lamezia 4-0. Quindi secondo me è troppo presto perché questo campionato si possa definire delineato, dobbiamo aspettare ancora un po'.